Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, siamo in piazza Umberto I, oggi venerdì 18, meno male che non è 17, venerdì 18 c'è Venerdì e Santo, ora mettono in croce il Signore e vi faccio vedere che c'è la piazza chiusa al traffico illimitato, come si dice, fatta solo ad uso pedonale per i pedoni, diciamo. E ora vi faccio vedere che è bella la piazza, come si dice, la piazza pedonale è bella. Ora andiamo verso il Calvario che verso Manzorno mettono in croce il Signore per quel che ne è rimasto. Aspetta che mi sistemo, presso a poco ci siamo, andiamo. Ehi Fra, com'è? Ci sono conosciuto l'amico mio. Buona Pasqua. Ciao a voi. Com'è? Oggi niente bicicletta Fra? No. Ma ma tu dei paleoliche che ne pensi? E che cosa devo pensare io? Usai che ne so? Che cosa? Chi de cane a mettere i ventilatoia gigante per fare la corrente, campa a ciomare? Ah, corrente non lo so, di questo non lo so. Ah, non la sai, vero? Vabbè, no, l'importante, infatti i cittadini non sono informati. Stavo chiedendo per questo. Non è che tutti siano informati. Non sono informati. Fra, vado a vedere la messa in croce del Signore, che è a Manzorno, vero? Sì, ora. Se non ci vediamo, buona Pasqua. Buona Pasqua a te pure. Come potete vedere, bello traffico, no automobili. Per questo dovrebbero combattere, per le no automobili. No. Ragazzi, non vi interessa? Non interessa, però se lo inguetavo si faceva inguetare, va? I giovani ci sono. E quando li vedete che sembra che siano sfruttati da speculazioni politiche, non è così. Ma dei paleoliche tu che ne pensi? Non si devono mettere. E per quali motivi secondo lei? Che paesaggio? Io non sono. Se qualcosa avuto penso che si possa mettere. Non abbiamo accettato ancora la situazione com'è. Siamo sempre disagiati, guarda, i soldi. Vuoi essere intervistato? Intervista. Com'è? Le paleoliche, come fa? La mettere o non la mettere? No. E perché? E perché? Infatti. Perché tolgo tutto il turismo del Golfo. Ci sono posti non turisti. Sì, però non è detto che blocchi il turismo, non è sicuro. E perché? Lei è sicuro? Ti vedi quelle croci là che ma lei ha la perla? Sud, certo. E li vede la stessa grandezza. Cioè, lo stabilimento ci mette dei vincoli, qua ci mettono dei vincoli, ma noi beneficio non abbiamo mai. Beneficio non abbiamo di niente di queste cose. Cominciando dallo stabilimento, parliamoci piano. No, che sta dicendo? Grazie per l'opinione. Almeno. Sta fanno? Ma fanno interviste a caso, ma dei paleoliche che ne pensi? Dove scendiamo? Che ne pensa dei paleoliche? No, cominciano a fare? Ah, sì, grazie. Vedremo se qua non ci investono, perché è senso unico, però si entra piano. Che se tu entri piano, io ti vedo e non mi faccio mestere. Vadiga. Cammino piano, Che dice Mazzi, si fottono qua? Lascia attaccare. Ma sentisse, dove entra che attacco? Ma dei paleoliche che ne pensa lei? I paleoliche, i ventilatori a canammetti. Ma non è informato, diciamo, no? Vabbè. Il mio mi piace preferito. Occhio che sta registrando, Senti, ma cosa ne pensi delle paleoliche? È uno scempio, anche se sembrano vicine ma sono lontane, ma è comunque uno scempio per il panorama celeste. Ho capito. No. Va bene.
Grazie. Grazie a te. Comunque molti cittadini non sono informati, non sanno niente proprio. Beh, è una brutta informazione anche per i telegiornali, non ne parlano. È un problema perché non sanno le persone, va? No, beh. No, peos, va bene ragazzi, grazie, grazie. La bicicletta è attaccata, come potete vedere, attaccaio. Vediamo un po' chi possiamo inquietare. Ma senti, da libero cittadino, Sì. le paleoliche secondo te si devono fare? Secondo me i fanno. Un Fano? I fanno. Ah, i fa. I fa. Ma tu sarai contento Non lo so. o indifferente? Nel senso... Tanto i giudici ne stavano buttando tutti. È vero, infatti un già non è di persone. Specialmente l'anziano, non sa, ma questo ma questo. E io ce la spiegare e poi si spara da batteria, non è che è un problema. Lei che ne pensa dei paleoliche? Bene? Ah, il vole, no? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi non rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il lamento. La Madonna si accompagna laddove è Cristo crocifisso, il suo figlio. Maria accoglie l'invito di Gesù di essere la madre di tutti noi. Sta sotto la croce, non lascia il suo figlio. Carissimi fratelli e sorelle, vi saluto con la benedizione di Dio e desidero che questa benedizione raggiunga tutti voi, ciascuno di voi nei vostri cuori. Sono tanti i bisogni e i gemiti che in questo momento deponiamo davanti a questa croce che è stata per noi ed è ancora motivo di salvezza. Che cos'è la salvezza? La salvezza che vuole operare Gesù oggi in questa città, nelle vostre vite,
è la rivelazione di un amore grande che è possibile poter imitare. È possibile imitarlo. Certo, la sua sofferenza è stata particolarmente atroce. Pensate il momento della flagellazione, così come ci testimonia la sindone. Questa prova di morte che i romani riservavano soltanto per le persone che avevano commesso gravi delitti, e lui invece, innocente, accoglie questa morte. La mente in questo momento va a tante persone che vivono delle disgrazie molto particolari, talvolta anche più grande del momento in cui ha sofferto Gesù. Penso, e in questo momento non può non andare il mio pensiero ad una famiglia qui di Gela, a cui è venuto meno il padre di famiglia mentre lavorava. Però la croce di Gesù è più grande, perché questa croce si carica delle nostre sofferenze. Gesù ha sofferto perché Lui potesse venire in aiuto a coloro che sono nella prova. Per questo esorto tutti, per quanto è possibile, a riprendere in mano i Vangeli, a leggere qualche parola della Bibbia. Come sapete, questa piazza Calvario diventa un luogo di preghiera. Coloro che hanno il voto di venire a passare tutto il giorno qui non devono essere disturbati, ma aiutati nella loro preghiera. Che ne pensi? Chi dei vendolatori? I vendolatori giganti che hanno a mettere? I vendolatori? È gigante. Gli altri siete d'accordo? Io mi racconto delle paleole. Di metterle? Bravo. Anche io la Energia pura, come il sole. No beos. È blasfemo, insomma. Ma che c'entra? Ma Al Calvario, no, è un problema sociale, quindi anche Gesù si sarebbe occupato. Certo. Si sarebbe occupato di questo problema. Anche perché la croce evoca qualcosina. Secondo diciamo. te Gesù fosse d'accordo o contrario alle La parole? croce evoca geometricamente qualcosina di simile, diciamo, ad una pala, effettivamente. Il no preconcetto, diciamo, non mi trova d'accordo. Però ci sono molte cose che in particolare su tutto quello che non è fossile, sul quale bisogna necessariamente puntare, ma devono essere delle cose concettualmente moderne, valide e fatte, diciamo, con dei criteri che sicuramente troverebbero d'accordo tutti. Io, secondo me, sai per che cosa si sarebbe battuto Gesù? Non per un no totale, per un sì però a corrente tutti i cittadini. Condizionato, certo. Don Giuseppe, come finisce a telefono devo farle una domanda. Sì.
importante. Secondo lei Gesù sarebbe stato un Opeos? Siamo contro questa realtà che si sta configurando ed è una realtà preoccupante. Dobbiamo coinvolgere tutta la città perché è un discorso che non può esistere. Quindi per il momento è bene dire no. Auguri e buona Pasqua. Staccando? Un ciao volete fare?